Il premio Zelino è un premio che si rivolge al mondo del sociale, al mondo dell'imprenditoria, al mondo delle tutte le attività culturali e sportive e non da ultimo ai meriti personali. Le candidature in realtà sono state presentate da cittadini o da gruppi di cittadini, quindi anche in questo senso viene coinvolta la cittadinanza e la popolazione. Il premio è stato conferito alla mensa di solidarietà per il lavoro svolto e l'esempio di aiuto e supporto dato a tutta la cittadinanza. È un riconoscimento che va ai volontari soprattutto perché riescono a fornire 90 pasti al giorno e quindi ci troviamo a sopperire ad una serie di difficoltà che i nostri concittadini hanno. La mensa diventerà ancora più importante, insomma, ecco, nel territorio con altri servizi. Però insomma il mio desiderio non è che diventi l'organismo più grande del mondo, è che resti a contatto con le persone. Tra alcuni servizi offerti dalla mensa ci sono gli avvocati di strada che possono dare una prima consulenza legale ai cittadini che ne necessitano. Cioè una prima ascolto della problematica, poi a seconda della soluzione che si pone si manda il cittadino o lo si assiste direttamente oppure lo si invia verso altri studi o verso altri soggetti che possono dargli una mano per la soluzione del problema. Per il prossimo anno la città vuole conferire un premio alla positività, come anche confermatoci dal vice sindaco Elisabetta Casagrande. Soprattutto speriamo che sia un premio ai giovani, quello del 2021.